Totò Pennica al 38%, Mariella Lobello al 23%, Marco Zambuto al 20%, Giuseppe Arnone al 13% e Gianpiero Carta al 6%. Sarebbero queste, in vista delle amministrative a Palazzo dei Giganti, le intenzioni di voto espresse dagli agrigentini su un campione di 1000 interpellati, raccolti dall'IPR Marketing Sondaggi e Ricerche su commissione del PDL di Angelino Alfano. E così sarebbe proprio il candidato sindaco appoggiato dal segretario nazionale del Popolo della Libertà a guadagnare il gradino più alto del podio. Ieri sera nel comitato elettorale del PDL si respirava un clima di grande entusiasmo. I sondaggi sono la testimonianza che non potevamo candidare e appoggiare uomo migliore. Gli agrigentini hanno capito che la città di Agrigento ha bisogno di essere amministrata. E addirittura sulla scia dei risultati emersi dal sondaggio, il deputato nazionale Vincenzo Fontana si lancia in un impegnativo pronostico. Convinto che così continuando possiamo anche chiudere la partita a primo turno, ma non vi è dubbio che Pennica in ogni caso sarà il candidato del ballottaggio qualora non dovesse vincere a primo turno. E il Popolo della Libertà punta allora convintamente su Pennica, ma anche sui contenuti. Vogliamo portare avanti una campagna elettorale moderata, una campagna elettorale portata sui programmi e sui progetti, una campagna elettorale tranquilla. I nostri avversari credo che non vogliono confrontarsi con noi sui programmi, sui progetti, sulla città, sull'amministrazione, ma mettono avanti problemi di tipo nazionale. E intanto continua a tenere banco la polemica a distanza tra Angelino Alfano e il sindaco uscente. Dopo il botta e risposta di ieri, oggi interviene il parlamentare europeo Salvatore Iacolino. Zambuto dopo 5 anni di gestione non ha alcun risultato da comunicare alla gente, ha soltanto contumelia, soltanto rimproveri nei confronti di chi ha fatto altro mestiere, peraltro lo ha fatto bene, mi riferisco all'ex ministro, oggi segretario nazionale Angelino Alfano. Da Zambuto invece pretendiamo che lui comunichi se ci sono risultati che in questi 5 anni ha ottenuto, probabilmente la casella sarà pari a 0. La politica che